C'era una volta il Zenzano Viscarano che da 3 mesi non contrattava niente. Si rivolgia a San Vincenzo dei Cavalli, dopo 3 giorni acceso e caripati, cantando cavalli con la luce, la tua donna muore bavagli, se ne era la vita vicina a Ucci, e le mettagli con la pari con la luce. C'era una volta il giorno americano, Buongiorno dottore. Buongiorno, prego, accomodate. Dottore, vi ho portato un ogiugno. Maggio, giugno, sempre la stessa cosa. Musciata, Dottore, ho mia figlia che sta male, ha le nausee e vomita tutto il giorno. Ha fatto già andata dall'oculista? L'oculista? Non ha problemi di marroidi. Va bene, dobbiamo prendere la pressione. Depressa, mia figlia. La pressione va bene? Non si depressa, mamma. Senta, ma l'ultimo mestro quando l'hai avuto? Dottore, quinta elementare. Elementare. Una maestra. Era brava mia figlia, sa? Sì? Ma sinceramente volevo sapere un'altra cosa, quando ha avuto l'ultimo ciclo? Dottore, avrà avuto 3 anni. Era tutto rosa, correva per tutto il giardino con i pedalini davanti. Ah, mamma, che era un bello. Sinceramente non era questo quello che intendevo io. Come le chiamate voi? Le mestruazioni? Dottore, mi fa arrossire. Mamma, il giù che ci interessa. Non giudica, mamma, non si dice queste cose. Forse dovremmo fare un eco, magari. E che sei pizzolato? La banda da casa. C'è un controllino. Chi ma va fuori, ma? Che saccia, mamma? Che vuole, ma? Che saccio? Prova a respirare. Ora. No, dica 33. Dici bene? Un'altra volta. Prova a Mamma, la tossire. ghiaccia. L'altra tossina. Ma come io pettia, mamma? Aiuto a cappuccino. No, mamma! Sentiste voci? Vabbè, c'è qualcosa che... avevo dei dubbi, ma forse adesso sono chiari. Siamo pronti a tutto. Signora, sua figlia aspetta. Che aspetta, mamma? Ah, un pacco! Ma t'arrivò l'altro giorno. No, vestiti a fiori, non Ah, buona mamma, che cangi su vestita qui.
Volevo dire che sua figlia è in stato interessante. Usaccio, con chi giunivano di l'altra sera? Mettila in Sono interessata di mente. Ma poi vedremo. Scusi, dottore. Sì. Non ho capito, figlia dentro ha un feto. No, ma. No. Prima di mettere stupidi, mi dici? Dottore, non è che fa tutto questo feto, però. No, non trovo più le parole come fargli dire che è gravida, no? Dico, Mamma di grave, sì! Grave sogno! Ma moro, ma prima di te, moro, ma! Grave sogno, che hai? signora, guardi, si accomodi perché non è nulla di grave, anzi, deve essere comunque contenta. Ma mica stai morendo tu, io stai morendo! Dovete essere felici perché sua figlia aspetta un bambino, è incinta e sua figlia è frena. Frena? Sì, frena, sua figlia è frena. Frena? Sentiamo le generalità. Allora, nome E continuiamo a dire così. Antonietta. Data No! il Quindi... signora. Basta, per tutti i dici che foste tu! Dottore, ma! Com'è la mamma? Dottore, Non capivo niente. Dottore, Dottore? Ah mamma, è così giusto, dottore, sappi che giochi fa? Buon partito, mamma. Cose belle sono questa, mamma. quindi mio marito, ma... Certo, mamma, ora mi accattare un vestito di matrimonio. Dottore, non parlare... Donna! Capo, ma! Acchiappavano picapiggi! Come capisci? Ti tira du culo allora! Dottore, se vedete un dottore, la da giurare! Già! Finalmente ne maritammo! Aspetta, fammi spazio! La nostra prima notte, Fammi spazio! Ma chi è quando ti faciste? E 2 giorni di matrimonio già? Lo sapete? No! Ma che c'è? Un nepozetto. Ma ne vuoi più picchi? Basta. Ah, mi pettini i piedi? No, Mi petti l'alito? no. Hai la pila bianca? E allora che c'è? Tua madre. Ecco, lo sapevo che il problema era mia madre. Mi viene a trovare 2 giorni e già si lamenta. Io non mi lamento perché tua madre è venuta a trovarci per 2 giorni. Sono 2. Però un altro letto poteva andare a dormire. Dottore, volemo dormire? E mettiamo i puntini sulle X. La sera non si mangiano né ceci né fagioli e manco cavoli. Buonanotte!